Allora non c'era, per esempio, quando una si sentiva male doveva avere il figlio, prima non c'erano tutte queste visite dalla ginecologo come adesso. Io non sono andata mai dal ginecologo mai. E invece quando nasceva, che la donna non doveva uscire? No, sì, il parto veniva a letto, A casa. e poi ci pulivano tutto lì, loro ci lavavano la lavatrice, non la lavatrice, non la levatrice. E quindi venivano un giorno a pulirci. E poi, Poi il bambino era fasciato, tutto, non come spogliato. Invece prima c'erano le fasce fatte proprio di panno, così, poi dai piedi si prendeva, si avvascia, allora si chiudeva tutto bene, rimaneva solo con la mano. Per battezzare il figlio si battezzava presto, agli 8 giorni si battezzava. E doveva avere sempre qualcosa di verde o no? Per uscire? No, insomma io non lo so di lei, io no, avevo il vestito di battesimo, allora il bianco era tutto, aveva il vestitino lungo, fosse maschio, fosse femmina, sempre così. E lo portava il padre? No, lo portava una ragazza in chiesa. Perché la mamma non poteva uscire? No, la mamma rimaneva a casa, il padre si andava al battesimo. E quando battezzavano non è come adesso, si metteva una parte, non era vicino al bambino, no. Poi dopo il battesimo allora si riunivano tutti assieme. La mamma doveva rimanere dentro per 40 giorni. Se 40 giorni si incresiava, si diceva. E cosa vuol dire? Vuol dire che veniva la levatrice, con lei andava in chiesa, allora si faceva la messa e davanti alla Madonna col prete faceva una preghiera, ci benediva e tutto, così si incresi. Allora poteva uscire. Non si poteva uscire neanche dalla porta della strada. Doveva rimanere sempre a casa. 40 giorni. E ora guarda, altra defunta già in giro.